Dallo stand di FISA Veneto per presentare un altro importante progetto, in questo caso un progetto di inclusione sociale. Qui con me c'è Elena Brigo, presidente della cooperativa sociale Pantarei di Verona. Buongiorno Elena, ci racconta l'opera della cooperativa sociale Pantarei, cosa fate? Certo. Allora, la cooperativa Pantarei si occupa più o meno da 20 anni di dare opportunità di lavoro a persone con patologia psichiatrica, convinti che il lavoro sia uno strumento molto importante per reintegrare queste persone nel tessuto sociale. Attraverso un lavoro, persone che di solito sono stigmatizzate per una patologia psichiatrica possono ritrovare un posto nel mondo, oltre che una remunerazione, una soddisfazione e un senso. Quindi la nostra cooperativa nel corso di questi 20 anni ha messo in piedi tutta una serie di attività, un ristorante, un albergo, una lavanderia, dei servizi di pulizia, la gestione di un bar per dare opportunità di lavoro a persone che altrimenti verrebbero escluse dal mercato del lavoro. Davanti a questa meravigliosa tavola imbandita di biscotti e marmellate, perché? Perché abbiamo avuto l'opportunità, diciamo, di essere qui in Fiera Cavalli grazie a un legame favorito da un progetto nuovo che andremo a sviluppare all'interno del carcere di Montorio, la casa circondariale di Montorio, che ci vedrà protagonisti di un laboratorio all'interno del braccio femminile del carcere di Montorio, dove noi andremo a produrre le marmellate, gli invasà che noi già facciamo negli altri nostri laboratori della cooperativa, e tanti altri prodotti legati alla trasformazione di frutta e verdura in eccedenza. Quindi cerchiamo di recuperare quella frutta e quella verdura che non viene venduta per motivi non di qualità, ma legati soprattutto alla logistica, e li trasformiamo in qualcosa di buono, sempre nell'ottica del recupero e della lotta allo spreco delle persone, dei diritti, e quindi anche della frutta e la verdura. Nel braccio maschile invece faremo un'operazione di ripristino di un progetto che era già esistente una decina d'anni fa, il forno, e quindi per questo abbiamo deciso di fare oggi qui la prima presentazione dei biscotti a forma di ferro di cavallo in segno di buona fortuna dell'avvio di questo progetto, che vedrà protagonisti detenuti e detenute in percorsi di tirocinio, di formazione e soprattutto poi in ottica di assunzione, quindi fedeli alla mission della cooperativa, che è sempre quella, per un altro tipo di utenza, di dare opportunità di reinserimento sociale e lavorativo a persone svantaggiate. Ecco, un progetto di inclusione sociale che FISA Veneto abbraccia di cuore, potremmo dire, e che già FISA Veneto ha portato avanti nel corso di quest'anno con il progetto Cavalli in Villa, che ha coinvolto proprio i detenuti del carcere di Montorio Verona. Sì, infatti il motivo per cui siamo qui in Fiera Cavalli è perché il carcere di Montorio ha uno storico rapporto con tutto il mondo del cavallo. All'interno del carcere ci sono vari progetti, tra cui questo di Cavalli in Villa, ma c'è un maneggio, ci sono tante attività che vedono il rapporto tra il detenuto e il cavallo un elemento di recupero e anche di terapeutico quasi, per persone che comunque vivono una situazione di difficoltà. Ecco, questo è un aspetto importante, e anche con questo progetto, con la creazione di biscotti e marmellate, è davvero quasi terapeutico per queste persone. Sì, quello che noi crediamo è che il lavoro sia in realtà, quando è un buon lavoro, quando è un lavoro giustamente remunerato, quando il clima è un clima positivo, quando la persona rimane al centro delle preoccupazioni del datore di lavoro, allora il lavoro è per tutti noi, e a maggior ragione alle persone escluse diventa una vera e propria terapia. Quindi l'idea è che attraverso il lavoro queste persone possano ritrovare un ruolo, ma anche una nuova identità sostanzialmente. Quella consapevolezza, insomma, di potersi anche rimettere in gioco magari. Grazie ad Elena Brigo, presidente della cooperativa sociale Pantarei di Verona, di essere stata con noi, di averci presentato questo progetto, e noi adesso a telecamere spente assaggiamo qualche biscotto. Grazie Elena. Grazie a voi.